Salve a tutti, benvenuti a questa nuova puntata di Soundtrack City, benvenuto Massimo Privitera. Benvenuto Marco Testoni e benvenuti a tutti. Allora, oggi Magazine, tempo di Magazine, parliamo di un film e di una serie TV. Prima parleremo di questa serie TV Skeleton Crew su Disney Plus e poi di un film che, insomma, di una certa durata. Sto parlando di The Brutalist. Ma iniziamo subito con la serie di Massimo Skeleton Crew. Skeleton Crew con Jude Law, serie spin-off delle tante di Star Wars, del mondo di Guerre Stellari, e si pone nello stesso periodo, diciamo, nell'arco temporale di The Mandalorian, una delle migliori serie TV di Guerre Stellari proprio prodotte da Disney Plus, e del periodo del ritorno dello Jedi, uno dei 3 film della serie classica di George Lucas, fantascientifica. Allora, Skeleton Crew, particolarità: subito è un mix fra i Goonies, quindi molto anni 80, e l'Isola del Tesoro, il celebre romanzo di avventure picaresche. Jude Law è buono o cattivo, lo scoprirà chi vedrà la serie, non dico nulla, non spoilerò nulla, ma la cosa che mi ha colpito in questa serie molto divertente, molto avventurosa, devo dire con rispetto per lo stile classico del mondo di Guerre Stellari, sono le musiche del figlio di Michael Giacchino, premio Oscar per Up, Mick Giacchino, che sta facendo una bellissima strada. Devo dire che sta diventando una famiglia di compositori, perché anche la mamma, Andrea Datzman, ha incominciato a collaborare col marito Michael con varie colonne sonore, vari cortometraggi, tra cui anche la seconda pellicola di Up. Mike Giacchino, torniamo a lui, grande partitura sinfonica, tema che si rifà alla tradizione di quei temi sinfonici grande hollywoodiana, molto veramente per i film di avventura, per i film di pirati, e questo è una serie piratesca nel vero senso della parola. Un tema che è veramente divertente, ma riesce a trasportare dentro lo spettatore, comunque rispettando quei canoni stilistici delle colonne sonore di John Williams per ovviamente tutta la serie fantascientifica di George Lucas. Molto divertente, temi per ognuno dei personaggi di questi ragazzini, e tema anche per il cattivone o per il Jedi buono, chi lo sa, Jude Law. Molto molto divertente, e devo dire che Mick Giacchino è un compositore da tenere d'occhio. Altra grande colonna sonora che ha scritto in questo periodo, completamente differente, è quella per la serie TV su Sky, The Penguin, altro spin-off di Batman. Quindi Skeleton Crew, picaresco, divertente, avventuroso, grande colonna sonora, andatevela ad ascoltare e vedere la serie. Tu allora sei stato brutalizzato, mio caro amico? Eh sì, abbastanza. Come dire, anche perché non veramente io ero uno dei pochi che non sapeva che questo film durasse 3 ore e 40, compreso di un intervallo di circa un quarto d'ora, pensato, istituzionalizzato, come si suol dire. Dunque, l'ho visto a Milano in una multisala Le Giraffe e mi è piaciuto molto perché faceva parte di una rassegna dal nome Appuntamento al buio, che prevede prima di ogni film, ovviamente si parla sempre di film in qualche modo d'autore, poi l'introduzione di questo critico Simone Fortunato, secondo me molto 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 interessante tutto quello che ha detto, ed è un buon modo proprio per entrare all'interno proprio di un film. Io questa è un'operazione che farei più spesso nelle sale italiane, darebbe un senso in più del fatto dell'andare al cinema. Ma veniamo invece a noi. Allora, 3 ore e 40. Quando mi dicono, Massimo, che il mio libro 600 pagine è troppo, poi uno pensa 3 ore e 40, un film, forse un libro, tanto te lo puoi leggere quando ti pare a te. Il film, sei lì, stai lì. Allora, diciamo subito che io sono andato soprattutto non solo perché la colonna sonora di Bloomberg ha vinto l'Oscar proprio ultimamente, ma anche perché ero proprio curioso della tematica, cioè si parla del brutalismo architettonico, che per chi si interessa un po' di architettura è uno dei movimenti dagli anni 50 in avanti piuttosto importante. Anche la colonna sonora l'avevo ascoltata
e mi aveva entusiasmato, lo dico subito. Ecco, prima tu hai parlato della classica serie televisiva, diciamo produzione Hollywood, qui stiamo sempre parlando di un film nordamericano che però va in tutt'altra direzione. Io da qualche anno a questa parte mi sento di appoggiare le scelte dell'Academy in termini di miglior colonne sonore. Quasi sempre viene premiato lo sperimentalismo, pensiamo a Volker Bertelmann ad esempio, e questo film è su quella scia lì. Però ecco, ho trovato dal punto di vista della colonna sonora alcune note che vanno rimarcate. Allora, per cominciare, è molto meglio la colonna sonora del film, lo dico subito, cioè nel senso è uno di quei casi dove senti la colonna sonora e trovi tantissimi spunti interessanti, poi vedi il film, è molto cerebrale poi alla fine, c'è tanta carne al fuoco e alla fine secondo me non quaglia, ecco, dopo queste 3 ore e 40 dove comunque passano piuttosto tranquillamente nel senso della fruizione, non è che è rimasto molto se non una grandissima interpretazione di Brody, che proprio se n'è meritato tutto l'Oscar, e questa colonna sonora fenomenale. Un'altra piccola premessa: il film non è un film biografico, Laszlo Toth non esiste. Allora, in sala si parlava che questo è un film che richiama molto alcuni altri film, tipo Il Gigante, tipo Il Petroliere, e io aggiungo, dal punto di vista musicale, Koyaanis Katsi. Per quale motivo? Per certe scelte timbriche. Si dice che per in qualche modo sottolineare questo carattere brutalista, Blumberg abbia in qualche modo accentuato l'uso degli ottoni, perché il brutalismo è, come posso dire, un movimento architettonico che prediligeva ad esempio il cemento a vista, i grandi volumi, e in questo senso Blumberg ha pensato che gli ottoni rappresentassero al massimo il brutalismo. Questo tipo di scelta è anche molto intelligente. Il problema è che strizza l'occhio veramente a Philip Glass di Stazzi. L'altra cosa secondo me molto interessante è che il minimalismo, che è stato un po' la chiave di lettura del fine secolo e primi decenni del secolo per quanto riguarda la musica del cinema, si sente che la lezione del minimalismo è stata metabolizzata, ritorna qua e là, ma non è preponderante come il linguaggio. La chiamerei questa musica polimaterica, cioè c'è dentro un po' di tutto, ci sono addirittura dentro dei temi, c'è un tema al pianoforte molto efficace, seppur molto sintetico, quindi è una di quelle colonne sonore, secondo me, che rimarranno comunque nella storia, a mio modo di vedere, perché tutti questi elementi di cui noi parliamo tanto spesso come se fossero uno in competizione con l'altro, il tematismo, la rumoristica, la musica concreta, il sound design, il minimalismo, ecco, qui è tutto insieme, cioè qui c'è tutto con grande sapienza, considerato peraltro che Blumberg non è che di colonne sonore ne ha fatte tante, no. Questo qui mi lascia veramente ben sperare, quindi io sono contentissimo dell'Oscar che ha preso e ritengo che sia uno di quei compositori che ci darà molte soddisfazioni andando avanti. Ma ha fatto anche una dichiarazione un po' azzardata Bloomberg, dicendo che lui non ha mai ascoltato colonne sonore, che ha scritto non guardando il film, e si sente, a mio avviso, infatti io non l'ho amata come colonna sonora per nulla, perché secondo me è una colonna sonora che il regista ha utilizzato sul film, a dispetto di come l'abbia pensata Bloomberg. C'è di tutto un po', ma non mi ha colpito in particolar modo, perché proprio questa cosa di completamente rifiutare, cioè il film, guardarlo e scrivere prima senza avere idea di che cosa poi effettivamente saranno le immagini, non condivido questo modo di scrivere la musica, perché non è scrivere musica per immagini, è scrivere musica, basta. Bisognerebbe capire quanto è vero di tutto questo, sì, perché io vedendolo invece, a parte che questa è una cosa che si fa spessissimo nel cinema, cioè non è che la musica su scena
Però... allora, la musica su scena molti la fanno di default, di compositori, altri invece no, altri che ti posso dire, tu fornisci un determinato tema, il montatore lo monta in determinato modo, quindi che non è magari quello che ha pensato il compositore. Io ritengo, ripeto, che a me tutta la colonna sonora invece è piaciuta, vedi, no? Ogni tanto siamo in disaccordo e questo è bellissimo, ma se c'è una cosa che mi ha lasciato proprio di stucco è la canzone scelta per i titoli di coda. Il finale non ve lo posso dire, però insomma un finale abbastanza come posso dire, intenso, struggente, eccetera eccetera. Pum, partono i titoli di coda e One for Me, One for You dei fratelli La Bionda, pezzo insomma dance credo anni 80. E lì non l'ho quella scelta non l'ho proprio capita benissimo. Forse l'unica assonanza è che l'ultima scena si svolge a Venezia, anni 80, e forse, non lo so, gli autori volevano richiamare l'Italia di quegli anni, però non c'entra, secondo me non c'entra assolutamente proprio nulla con tutto quanto il resto. Quindi, morale della favola, critica che hanno fatto in parecchi, una critica che hanno fatto in parecchi. Sì, ma chissà il perché di quella scelta. Comunque, al di là di questo, ripeto, io dico andatela a vedere questo film, andate a sentire la colonna sonora. Massimo dice no, non andate a vedere, no, andate a vedere il film e sentitevi la colonna sonora, perché per criticare bisogna aver visto vedere, e sentito, se no è inutile imparare a zero. Allora, noi quindi a questo punto vi salutiamo e ci vediamo al prossimo magazine. Buona visione a tutti. E buon ascolto. Ciao.